Una vittoria in extremis che regala 3 punti fondamentali al Napoli. Ciao, buonasera tifosi napoletani, benvenuti nel vostro canale di notizie quotidiane del Napoli. Ramani rompe il silenzio nel post partita ai microfoni di DAZN, il Napoli torna al gol e alla vittoria. La partita è stata brutta e sporca, ma gli azzurri hanno dimostrato grande orgoglio nel non mollare mai e portare a casa una vittoria che pesa come un macigno. I 3 punti ritrovati rilanciano il Napoli in classifica, che ora si ritrova al 6° posto a -2 dalla Fiorentina, quarta in classifica e che giocherà domani contro l'Udinese. Il Napoli torna a vincere. La prestazione degli azzurri è ancora una volta stata molto lontana da quelle che lo scorso anno avevano fatto innamorare i tifosi azzurri. L'importante, però, oggi era portare a casa una vittoria per provare a vedere un po' di speranza in vista degli investimenti che porteranno a Napoli Traoré e almeno un difensore centrale. Le parole a DAZN del centrale azzurro. Amir Ramani è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine del preziosissimo successo in rimonta sulla Salernitana, arrivato grazie ad un suo gol in pieno recupero. Le parole di Ramani. C'è di tutto in questa vittoria, c'è tanta tensione, situazione non facile. Da essere campioni d'Italia a fare questi risultati è dura. Sappiamo tutti, ma ormai quest'anno sarà così difficile sempre andare a vincere. Abbiamo sofferto molto, abbiamo preso subito gol e poi tornato col rigore. Sono molto felice, speriamo di avere fortuna in futuro. Il gol. La palla arriva da Demme di testa, non era pulita, l'ho fermata e ho tirato. Non c'era nulla da pensare, nel calcio è così. Il ritiro. Il mister ha detto giusto. Ma i miei compagni non erano felici perché tutti hanno la famiglia fuori. Penso che ci è servito per tornare a fare risultati. Il ritorno al gol. L'anno scorso feci 2 gol, il primo 13 gennaio come oggi e poi con l'Atalanta. Sempre bello fare gol, ma non sono felice perché abbiamo preso troppi gol finora. Spero che daremo il meglio e supereremo quest'anno, che è molto difficile. Cosa pensi della partita di oggi del Napoli? Chi ha fatto bene secondo te? Lascialo nei commenti e continuate a seguirci per rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità riguardanti la nostra squadra del cuore. Grazie per l'attenzione e arrivederci a tutti. Forza Napoli sempre, e tutto per lei.